Euroregione.news. Ministro Stefani in Friuli Venezia Giulia, regione esemplare. Una visita a diverse strutture del Friuli Venezia Giulia a partire da Trieste, poi a Monfalcone e Gorizia, prima di giungere a Codroipo nel centro residenziale La Pannocchia. Il territorio del Friuli Venezia Giulia è un territorio che ha saputo dare negli anni, costruendosi proprio un lavoro enorme, sta dando veramente delle grandi risposte al mondo delle disabilità. Vi sono molte progettualità che veramente possono essere considerate proprio delle progettualità di riferimento. Ho visitato non solo oggi delle strutture importanti, ma anche nel corso di altre visite che ho fatto l'anno scorso. È un territorio dove il grande partenariato pubblico-privato, il privato da intendersi sociale, è un partenariato che funziona, è molto dinamico. Poi vi è sicuramente una regione che supporta, sostiene e contribuisce anche ad andare avanti, insomma, con questi progetti. E di certo a livello nazionale dobbiamo che prendere esempio di queste esperienze e dobbiamo solo fare sì che anche noi, io dico il governo o in Parlamento, di fare ciò che è possibile per lasciare che questi territori creino le loro progettualità. È ovvio che avremo delle grandi sfide davanti sul mondo delle disabilità e c'è molto da fare. Adesso stiamo cominciando, cerchiamo di dare delle risposte e sono contenta anche che a livello di governo anche gli altri ministri sono sensibili ai vari temi, anche perché la disabilità non ha una governance unica, non vi è un solo ramo dello Stato che abbia un ramo dell'amministrazione dello Stato che ha una competenza esclusiva. La disabilità vi è su tutti i sistemi, quando si parla di lavoro, quando si parla di scuola, quando si parla di salute, e vi sono competenze delle regioni, dei comuni e poi la grande componente del terzo settore. Abbiamo bisogno di una grande alleanza, un'alleanza che la facciamo all'interno di noi e insieme con la società per dare queste risposte molto attese. Una prima molto importante per Codroipo e per tutto il territorio del Medio Friuli, la visita di quest'oggi del Ministro alla disabilità del Governo nazionale, senatore Erika Stefani. Una visita peraltro molto gradita perché il Ministro ha apprezzato la realtà di Codroipo, del Medio Friuli e dell'intero panorama regionale, non solo per le politiche volte alla disabilità ma per tutte le politiche di larga scala del terzo settore e soprattutto quelle rivolte alla salute. La visita oggi è stata effettuata in quello che noi definiamo un simbolo non solo per Codroipo ma per l'intera regione, che è stato anche precursore della legge sul dopo di noi a livello nazionale, che è la Pannocchia, la struttura che vedete alle mie spalle, che è stata inaugurata nel 2003, edificata poi negli anni successivi e che assieme ad altre realtà del territorio ospita persone con disabilità. Codroipo in questo è stato a suo tempo precursore, ancora oggi continua ad agire con politiche mirate a favore delle persone diversamente abili e quindi quest'oggi la testimonianza della vicinanza dello Stato alle comunità come quella di Codroipo del Medio Friuli è stato per noi un passaggio importantissimo. E oggi siamo qui alla Pannocchia Codroipo, che è una realtà modello non solo a livello regionale ma a livello nazionale, perché questo lo ha detto il Ministro Erika Stefani, che è il Ministro competente per il settore della disabilità. Le sue parole fanno capire quanto è apprezzabile da parte nostra, da parte di chi vive in questo territorio, la qualità dei servizi che eroghiamo alle persone. La qualità della vita non si misura soltanto con la produzione interna lorda, col numero di occupati o con la crescita economica, ma anche, vorrei dire, soprattutto con la cura e l'attenzione nei confronti delle persone con disabilità, e da questo punto di vista il Friuli Venezia Giulia è all'avanguardia a livello nazionale. Quindi questo è un segnale che questa è la strada giusta, quella è intrapresa, ma bisogna continuare in questa direzione perché sono sempre nuovi i bisogni e le necessità che hanno queste persone, soprattutto il tema del dopo di noi. Cosa avverrà di queste persone dopo che i loro genitori sfortunatamente non ci saranno più? Questa è la grande questione che il progetto che oggi è stato illustrato qui dalla Pannocchia cerca di dare una risposta. La Regione Friuli Venezia Giulia dobbiamo dire che ha sempre dimostrato una grande sensibilità rispetto ai temi del sociale e della famiglia.
Oggi in particolare, quando ci troviamo in un contesto storico anche particolarmente difficile, è giusto destinare risorse importanti anche al dopo di noi, a tutte quelle attenzioni rispetto ad una categoria sociale che evidentemente riscontra difficoltà anche per i problemi oggettivi a cui va incontro. E allora ben vengano opportunità come queste, quelle di avere territori e soprattutto strutture nei territori per l'accoglienza e per dare risposte soprattutto alle famiglie. Il dopo di noi resta un tema prioritario in cui il governo, lo Stato ha già posto in essere iniziative importanti. A questo punto anche la Regione si è adeguata e ha cercato di venire incontro a questa situazione. Oggi abbiamo la fortuna di avere in Friuli Venezia Giulia il ministro Stefani, un ministro che fin da subito ha dimostrato anch'esso una grande sensibilità rispetto a questo tema, e in questo senso dobbiamo cogliere tutti quelli che sono gli spunti per dare prospettive alle famiglie, soprattutto perché le famiglie devono avere una grande attenzione, soprattutto a questi ragazzi, a queste persone che in stato di grande difficoltà devono avere una risposta sociale dalle istituzioni. Ha fatto piacere che il Ministro abbia riconosciuto la qualità dell'integrazione sociosanitaria e soprattutto i servizi per le persone con disabilità. Naturalmente noi in questa regione c'è uno sforzo importante, figlio di una storia molto lunga, però gli obiettivi devono proseguire, l'asticella deve essere alzata. Sicuramente l'obiettivo della revisione della storica legge della 41 del 96 va modificata, vanno modificati i servizi a beneficio delle persone, costruendo risposte su questo. Una delle iniziative è quella che abbiamo presentato oggi, cioè una struttura residenziale per anziani disabili, che è un'altra risposta che in questo momento ha delle lacune. Quindi l'amministrazione regionale continua a lavorare su questo, devo dire anche con il pieno sostegno e la condivisione del governo, che oggi ha avuto il ministro Stefani qui con noi a manifestarlo. Da Codroipo per Euroregione News, Marco Mascioli. Euroregione.news